Sarò sincero con voi, non ho mai assistito a ciò che sto per andare a vedere di persona. Non che vada particolarmente fiero di questo. Ma non si trova forse qui la pienezza del gusto della conoscenza? Già, la conoscenza è così strana a volte, tanto affascinante quanto ineffabile, e quanto è distante talvolta da una reale comprensione dei fatti. Oggi vado a San Giuseppe Jato, a pochi chilometri da Palermo. Osserverò i famosi altari di pane, che vengono allestiti ogni 19 marzo, e una rappresentazione sacra detta Partiri San Giuseppe, apparentemente fuori stagione. Come è capitato altre volte, anche in questo viaggio non sono da solo. Con me c'è Christian, un amico esperto di tradizioni popolari. In realtà nessuno di noi due ha ben capito chi fosse a seguire chi, visto che il desiderio di vivere insieme questa esperienza è nata praticamente da entrambe le parti. Poco importa, il viaggio è abbastanza breve e piacevole. La giornata è fresca, eppure un bellissimo sole riesce a scaldarci quanto basta. Ma è il clima festivo ciò che più riscalda le persone da queste parti, specie se ci si reca a San Giuseppe Jato proprio durante il giorno di San Giuseppe. Il primo allestimento che troviamo è organizzato da scolaresche locali e ricalca i medesimi metodi con cui gli altari storici e lo spazio sacralizzato che vi sta intorno vengono addobbati. Vi sono esposte pietanze di ogni ordine e tipo, latticini, dolci, ortaggi, frutta, ma anche spezie e contorni, frittate e cardi in pastella. Sono i pani votivi quelli che assumono il ruolo principale fra tutti i cibi. Simbolo del corpo di Cristo certamente, il pane è ancor prima centro della tavola e di ogni pasto, attorno al quale ruota e si afferma la comunità familiare nel mondo mediterraneo. Tutti sono alimenti votivi, per lo più destinati ai poveri. Io e Christian percorriamo adesso la strada che ci porta alla chiesa madre, dove sta per iniziare la messa festiva. Il suono di una banda si avvicina a noi, insieme a una folla consistente. Tra questa spiccano dei personaggi particolari. Una ragazza vestita come la Madonna, un uomo dal ruolo di San Giuseppe e un bimbo sui 7 anni, che rappresenta Gesù. Intorno a questi, una schiera di bambini vestiti da soldati romani. Fa capo alla processione lo stendardo della confraternita di San Giuseppe, retto da uno dei confrati. Di fronte al tempio, dall'altra parte della strada, si trova un altro altare, in un ambiente gestito proprio dalla confraternita di San Giuseppe. La particolare cura degli addobbi è subito evidente. Pani votivi circondano il piccolo altare, su cui capeggia un'immagine del santo. E anche qui sono molte le pietanze preparate appositamente per essere esposte in prossimità del quadro sacro. Altri altari sono allestiti in diverse parti dell'abitato, dove è possibile anche trovare delle vere e proprie tavole imbandite, con piatti, stoviglie e manicaretti immancabili per l'occasione, come la pasta con le sarde o le sfinci di San Giuseppe. Nella sede dell'associazione Orizzonte Donna ci sentiamo avvolti da un tripudio di vere e proprie prelibatezze locali, dove delle forme di pane messe in fila su lunghi scaffali assumono a tratti forme particolari. Noi ha 11 anni che facciamo queste cose, la mensa, il pane, tutto un passato nostro, perché ci dividiamo in due gruppi, siamo tutte donne, mamme, maestre, ognuno sa chi sa cucire, chi sa cucinare e ognuno di noi mettiamo quello che sappiamo fare, lo mettiamo in atto. E facciamo tutti i cibi antichi, poi il pane è tutto fatto nostro, perché noi è per far rivivere proprio il pane. Il pane tipico è il sacramento, la croce e l'ostia. Il bastone. E poi ci sono il bastone Per San Giuseppe, e la scala per salire in cielo, la palma è il segno di pace.
e la corona, è la corona che ha la Madonna. Infine è da ravvisare l'estrema cura con cui è stato addobbato l'altare dei Boy Scout del paese. Caratteristica anticamente delle mense di San Giuseppe, di appunto San Giuseppe Jato, era che erano addobbati con questi addobbi di carta realizzati da una famiglia, una maestranza di apparatori, di Otta, che realizzavano queste finte architetture effimere realizzate con la carta e con dei colori insomma sgargianti che imitavano l'oro, l'argento e via dicendo. Intorno all'ora di pranzo, per le strade di San Giuseppe Jato inizia a sentirsi un delizioso profumo. Delle donne sotto un tendone, al margine di un marciapiede vicino alla matrice, stanno preparando della minestra con pasta, legumi e fino pietto. Ma vedremo tra poco per quale motivo sta avvenendo ciò. Nel frattempo termina la messa. Uscita la folla dal tempio, insieme ai figuranti, la strada si è subito riempita di una moltitudine di persone. Ed è adesso che ha inizio la rappresentazione sacra, che ricalca la vicenda della fuga che stavolta non è verso l'Egitto, come invece viene scritto nei Vangeli. San Giuseppe, che si trova insieme a Maria e al bambino Gesù, viene svegliato da un angelo, un altro bambino vestito di tutto punto e affacciato a un balcone, ricevendo l'avvertimento che il re Erode avrebbe ucciso il bambino se tutti e tre non fossero fuggiti al più presto verso il regno di Sicilia. La Sacra Famiglia si appresta dunque a fuggire, ma la stanchezza di Maria e Gesù obbliga San Giuseppe a cercare un luogo di sosta. Per 3 volte dunque busserà a una porta, quella della sede della confraternita, chiusa appositamente per la scena. Per altrettante volte Giuseppe, Maria e Gesù si vedranno rifiutati. Ma finalmente la porta si aprirà e San Giuseppe benedirà la casa e chi vi abita, aspergendoli con acqua benedetta tramite un rametto di rosmarino. La vicenda del rifiuto degli albergatori, che costrinsero Giuseppe e Maria a rifugiarsi nella grotta dove poi nacque Gesù, è stata quindi riprodotta in una chiave differente, atta a coinvolgere non l'Egitto, come è scritto nei Vangeli, ma la Sicilia. Termina la rappresentazione sacra e inizia il pranzo rituale, servito alla folla dalle donne che avevamo incontrato prima sulla strada. La minestra è riscaldata in grandi pignate, dei pentoloni capaci di contenere diversi chili di pasta che la gente mangia un po' ovunque, in piedi o seduta sul marciapiede. Allora, questo è il minestrone di San Giuseppe, che praticamente è composto di vari tipi di ortaggi, legumi e anche vari tipi anche di pasta. Questo è un minestrone tipico di questo periodo perché San Giuseppe è il padre della provvidenza, quindi tutto quanto produce la terra, dagli ortaggi ma anche ai legumi e alla pasta, è simbolo di provvidenza e di prosperità. Quindi ecco perché comunque il minestrone è uno dei piatti essenziali, assieme anche alla pasta con le sarde, che comunque è più tipica di Palermo. E con le attente e sapienti parole di Christian, torniamo sui nostri passi verso casa, non solo con la pancia piena. Questa mattina abbiamo assistito ad alcune delle manifestazioni festive più partecipate e sentite in Sicilia, che si possono osservare in diverse varianti anche in cittadine come Salemi, Chiusa Sclafani e altre. Non posso far altro che ringraziarvi per avermi seguito fin qui. Alla prossima!